Beh, assolutamente no, e lo possiamo dire, ci sono migliaia di persone che gravitano attorno a questo G8, 452 giornalisti accreditati, tutte le delegazioni, i ministri di tutto il mondo, 170.000 euro, e che comunque sarebbero cifre che avremmo speso se lo avessimo fatto a Roma piuttosto che in qualche altra parte d'Italia. Invece Galan si è arrabbiato, non l'ha invitato. Come mai non l'ha invitato? No, il Presidente Galan è stato invitato alle occasioni nelle quali è previsto che ci sia la partecipazione delle istituzioni. Non è assolutamente previsto, ma questo non è accaduto nel G8 di Tremonti, tantomeno che in quello del Ministro Sacconi, che ci siano le istituzioni a presenziare ai tavoli di lavoro. Questi sono summit mondiali dove si lavora. Nessun sgarbo politico? Assolutamente no, tant'è vero che al Presidente Galan io ho scritto in tempi non sospetti il 19 febbraio di quest'anno avvisandolo che ci sarebbe stato, e lui lo ha saputo per primo, questo evento, e che se avesse avuto delle idee avrebbe potuto tranquillamente trasferirmele per fare qualcosa assieme.